Buongiorno a tutti ragazzi, buone fatte feste, quindi le previsioni meteo per domani. Ragazzi, anche domani sarà una giornata davvero fantastica, quindi anche domani in tutta Italia, ragazzi, non ci sarà nessun maltempo, quindi né al nord, né al centro, né al sud, né sulle isole, anche se qui non si vede. Adesso ve la faccio vedere la Sicilia, ragazzi, eccola qui. Quindi neanche sulla Sicilia, ragazzi, quindi sarà in tutta, diciamo, l'Italia bel tempo. Quindi anche per domani si conferma bel tempo ovunque, quindi sia alle 9, sia alle 10, sia alle 11, oppure alle 12 e fino alla mezzanotte di domani sera sarà un tempo praticamente, diciamo, molto bello. Quindi diciamo che questa rimonta dell'anticiclone, ragazzi, porterà bel tempo, diciamo, per parecchi giorni. Già abbiamo fatto 24, 25 e 26 perfetti, quindi il 27 si conferma ancora bel tempo su tutta l'Italia. Giustamente la nebbia al nord, come di solito, quindi non è una cosa nuova. Però in tutta Italia, ragazzi, non pioverà, quindi da nessuna parte, né in Sicilia, né in Sardegna, né ovunque in tutta l'Italia sarà un tempo davvero splendido, quindi aumento delle temperature e sarà davvero bel tempo quasi ovunque. Giustamente al nord un po' le temperature sono più basse rispetto al sud, però alla fine, ragazzi, non pioverà da nessuna parte, quindi anche per domani il tempo sarà davvero bello in tutta l'Italia, quindi Sicilia e Sardegna compresa. Adesso vi faccio vedere la Sicilia. Qualcuno dice: Ma Giuseppe, ciao Alessandro, la Sicilia eccola qui, quindi non ci sarà, diciamo, ma ciao Alessandro, ma tempo da nessuna parte, quindi anche domani. Sì, sì, oggi abbiamo mangiato leggero, quindi oggi minestra, quindi francesi ci stiamo preparando, quindi domani fino al 31 di giugno, poi il 31 e 1 ci scassiamo di nuovo. Quindi diciamo passate le feste oggi è Santo Stefano, quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Stefano. Quindi oggi corre minestra, quindi chi fa la minestra, chi fa il brodo di gallina, chi fa la minestra, poi ognuno fa quello che vuole, ma è una cosa leggera, quindi ci stiamo mantenendo per la vigilia di Capodanno. No, no, neanche io, però è minestra Alessandro, quindi fra poco mangerò pure io, però leggero, quindi nulla di che. La minestra con la gallina, quindi una cosa leggera, senza pasta, senza niente, quindi ieri ci siamo scassati, l'altro ieri lo stesso, quindi ieri proprio siamo andati proprio in coma quasi. Sì, sì, da gennaio, ma dopo ci sta, Francesco, ci sta la Befana, e se si fa la lasagna per qua, tu sai, no? Quindi diciamo che dal primo gennaio sì, la dieta sì, ma fino al 5. Poi il 6 ci sta la famosa lasagna, che fai? La lasagna non la fai alla Befana? Brodo di cappone, eh. E vedi, Francesco, quindi diciamo che la dieta vera e propria incomincia il 7. Neanche 7, sai perché Francesco? Perché di solito la lasagna rimane sempre e quindi il giorno dopo si scarfa, come diciamo noi qua a sud, quindi si scarfa la lasagna del giorno prima, quindi diciamo che la dieta l'8 gennaio, ah. Perché se per sfortuna rimane un po' di lasagna che fa il giorno 7, da scarpa un pochetto la magna, quindi Francesco, non possiamo dire che dal primo gennaio ci mettiamo a dieta, anche perché non è così. Quindi dobbiamo aspettare il giorno 8 perché il 7 è capace la rimanenza della lasagna, ce la scalfammo e ce la mangiamo, quindi è rimandata la dieta all'8 gennaio. Dal primo al 5 ci possiamo limitare, però lo sai, Francesco, no, no, sì, sì, li ho visti, sì, pure stanotte alle 4:17 ho visto, mi pare più o meno macerate da quelle parti lì, sì, sì. Ma io l'ho detto in questi giorni, ho detto ragazzi, guardate, quest'aria calda, ho detto, mi preoccupa un poco, pure Jasmine l'aveva detto, grazie l'aveva detto, quest'aria calda è un po' strana. In tutta Italia ci sta questa temperatura, diciamo, insolita, diciamo, per il periodo più o meno, quindi stare, tu lo sai come diciamo qua, quando fa caldo, aria terremoto, diciamo noi, no? Detto in napoletano, quando qui fa caldo, noi diciamo che il caldo è sintomo del terremoto.
quindi si usa dire aria cavolo, aria terremoto, diciamo qua al sud, in napoletano, quindi mi preoccupa un po' tutto sto caso. Sì, adesso ma pure qua, non dico che pare estate, no, perché esagerato, ma primavera tranquillamente stamattina. Pensa che in questi 2 giorni Salerno era invasa dai turisti perché giustamente le giornate erano belle e quindi la lungomare qui si è riempita proprio, stavano gli articoli sui giornali che non c'era parcheggio neanche a pagamento, penso un poco. Le persone hanno parcheggiato le macchine ma molto lontano per arrivare alla lungomare di Salerno. Tutti i parcheggi a pagamento zeppi, cioè alla Concordia ci sta un parcheggio esagerato, poi diciamo, giù al porto ce ne stanno altri 2 a pagamenti. Quindi, bravissima, tutti tubi d'acqua per suo saluto. No, non lo sapevo, devo vedere dopo, Franci, questo non l'ho letto. Io avevo letto su Cronache di Salerno, avevo letto il fatto dei turisti a Salerno esagerato, pure a Napoli era pieno, diciamo via Toledo, diciamo la lungomare, Caracciolo di Napoli. Però a fine mese è previsto un arrivo di neve, però si deve vedere perché ho notato che in questi giorni, mo ho fatto la previsione per domani, ragazzi, e vedete che il satellite mi fa vedere questo. Dopodomani vedo ancora bel tempo, non mi sa che finiremo l'anno all'insegna del bel tempo, però aspettiamo sempre, io aspetto sempre per fare la previsione, quindi faccio giorno per giorno, non voglio anticipare perché può cambiare tutto, quindi faccio giornaliерmente quella per domani, anche se diciamo sì, sì, vabbè, la nebbia sì, sì, ci sta a nord, ci sta sempre. Quindi questo anche gli amici mo stanno a Torino, gli altri a Milano, l'altro sta a Varese e ha detto che è pieno di nebbia, quindi lo so perché ci siamo dati gli auguri in questi giorni e mi hanno detto che stanno al nord, ma ci sta un sacco di nebbia la sera, diciamo, e la mattina presto, quindi me lo dicono perché oramai loro sono abituati, però pure io mi ero abituato, a Torino c'è sempre la nebbia sia di mattino oppure di sera, quindi pure a Varese, perché un mio amico sta a Varese, a Milano ne parliamo proprio, in Friuli Venezia Giulia, a Udine pure l'ho trovata, diciamo che un po' al nord la nebbia l'ho sempre trovata più o meno, però parliamo di Val d'Aosta, Torino, Piemonte, tutte queste cose qua. Ah, hai fatto una cosa leggera, boscaiolo, arrosto e parmigiano. No, ieri abbiamo mangiato la parmigiana leggera, mamma ha messo mozzarella, prosciutto cotto e non era una parmigiana, Francia, era una bomba. Era. Quindi diciamo che ieri abbiamo iniziato, giustamente, ha fatto prosciutto e bocconcino, poi ha fatto i carciofini dorati e fritti, Francesco. Poi che ha fatto più? Tutta melenzane, melenzane arrostite, melenzane ripiene, sai, tutte queste barchette di melenzane con carne macinata, questo era l'antipasto. Poi ha fatto la lasagna, dopo la lasagna abbiamo mangiato le cotolette sia di pollo che di carne di vitello, poi ha fatto il capretto arrostito, il capretto con le patate, è davvero una cosa esagerata. Poi abbiamo incominciato panettone congelato e poi mostacciuolo. I mostacciuoli, ragazzi, sono dolci tipici napoletani che sono buoni. Quindi i mostacciuoli ripieni con la cioccolata bianca, i mostacciuoli ripieni con il pistacchio. Franci proprio un casino, non si capiva niente. Poi mio fratello Enzo, per finire, ha portato proprio una guantiera di mignon. 3 per 1, ha detto ragazzi, quindi ci siamo finiti di scassare con i mignon a lutto. Poi il caffè proprio gli è arrivato un roccocò, sì, sì, ma mio frate scemo tu casatiello, come Ricky, un roccocò. Poi come pane, ragazzi, il pane cafone, quello là grande grande, il casatiello, un roccocò, ma non si capiva niente, non era un pranzo. Quindi il 24 invece a base di pesce, è potuto venire, no? Il 24 invece ci siamo persi proprio, Francesco. Ci siamo bevuto tanto vino che cantavamo da soli e quindi ho perso pure la voce. Ieri non avevo voce per parlare, ancora oggi ce l'ho un po', come ho detto, vicino a uno, abbrucati. Ho detto, ma che significa abbrucato? Vabbè, pistacchi, noccioline, queste, vabbè, queste già è comprese da Francesco.
Quindi all'ultimo poi i mandarini perché abbiamo giocato a tombola, quindi un casino proprio abbiamo fatto. Quindi chi beveva da qua, chi beveva da là, in effetti ho mandato un video da Avvocatella dove stavamo proprio persi quasi tutti, quindi chi ho fatto io allora, mio fratello ha portato il vino, quello no, no, stavo proprio perso, Francesco. Il vino quello là bianco, il ammiccato, quello un po' dolce. Abbiamo perso il conto di quante bottiglie abbiamo bevuto, non mi ricordo più, ti dico la verità. Quindi abbiamo acceso il karaoke su YouTube e abbiamo messo a cantare. Quindi ti dico, ma c'era tutte canzoni poi napoletane, non è che abbiamo messo canzoni italiane. Quindi Mauro Caputo, sa, tutte queste canzoni napoletane classiche vecchie, Mario Merla e Bello un Magnà. No, non ci sta, Alessandro, se non l'avevo vista già, no, no, non ci sta. Quindi Franci abbiamo messo Bellum, Magnà, Mario Merola, quindi ci siamo proprio, diciamo, abbiamo proprio cantato fino alle 2. Secondo me, meno male che non ci hanno cacciato fuori la gente. Però, sì, stiamo come per coco, stiamo ammunnato però. Sì, sì, ma ci siamo divertiti alla fine. Sì, un casino, Alessandro, mamma, ho mandato il video all'avvocatella su WhatsApp. Ha detto, ma possibile? È possibile, sì. Purtroppo non lo metto in, come si dice, su YouTube perché ci stanno le musiche dei cantanti e quindi non lo posso mettere, se no l'avrei messo, figuratevi, però senza canzoni quelle là, vedere solo a noi così è brutto, quindi non è bello così poi. Quindi Avvocatella gliel'ho mandato così su WhatsApp direttamente per vedere perché ci stanno troppe canzoni, sa, Mario Mero, la Mauro Caputo, non le posso pubblicare perché ci sta il copyright e quindi non lo posso fare, quindi se no già l'avrei messo. Però Avvocatella gliel'ho mandato così per farlo vedere più o meno com'è andata la serata, un casino proprio. Mio fratello c'aveva, ti ricordi quel gioco della pallina che premi e salta e tipo conogelato? Faceva il microfono con quello, stava proprio perso più di me. Mia cognata Eva non te ne parla proprio, Steve, proprio, lei ha fatto con l'uomo nero tutta la serata, è stata. Ti hanno chiamato. Ah, scusa, è buona, Alessà, tu, ogni volta che cominciamo a parlare di mangiare ti chiamano a te, oh. Oh no, Francesco, ogni volta che parliamo di mangiare mi hanno chiamato, ragazzi, vado. Ma si fiera, Alessà. Come a Francesco, come nome Francesco si sta mangiato. Dice, ragazzi, me ne vado, ci sentiamo. Se non sta mangiato, si sta mangiato rimane. Scusa, è buona, Alessà. Vabbè ragazzi, vi saluto a tutti, quindi domani bel tempo su tutta l'Italia, quindi mi raccomando, stai aspettando tu, ciao. Mi raccomando, non vi scassate troppo, quindi mantenetevi leggeri oggi perché poi dobbiamo fare il 31 e l'1 e quindi là ci sta proprio a rumba, come diciamo noi, a noce capru quel, quindi ci dobbiamo scassare per bene, quindi il 31 e 1 poi mio fratello già ha detto che si deve perdere, quindi poi lo cercheremo, già lo so dove andrà alla mezzanotte incomincerà a mettersi fuori diciamo, il giardino giù e incomincerà con i fuochi pirotecnici a sparare a tutta l'imbazzata. Già lo so come va a finire. Anzi, pure oggi ti attacco tavolo, Francesco, meno male che lui fa la dieta, tu. Allora, hai fatto 24, 25 e 26, hai fatto, Francesco, 3 giorni, non è più, oggi si mangia leggero. Vabbè, Francesco, fino al 6 gennaio, poi, il 7, anzi, l'8 poi a gennaio, scusa, buono. Dopo l'8 a gennaio tutta a dieta, ragazzi, quindi faremo il video tutti i giorni, che cosa abbiamo mangiato tutti, così vediamo poi chi farà la dieta e chi no. Vabbè, ragazzi, buon appetito a tutti, buon Santo Stefano, non vi scassate troppo e quindi ci sentiamo dopo con altri video che comunque facciamo, diciamo, tutta la giornata. Tanto oggi sto a casa e quindi non mi muovo. Sono finiti i 2 giorni di pienone, quindi oggi si sta a casa. Peccato, è finito troppo presto, Francesca. Vabbè, vai giù, ci sentiamo a dopo a tutti, ciao.